Euroregione.news. Per Tegada di Latisana, amici della Foghera pronti. A Latisana, più precisamente in località Pertegada, ci sarà un evento che durerà 3 giorni. Dal 4 al 6 gennaio la tradizione della Foghera Taltiment. Musica, chioschi enogastronomici, food truck, fiaccolata sul fiume, oltre all'incendio della vecchia sul fiume che si terrà il 5 gennaio. Grazie all'associazione Amici della Foghera con la presidente Anna Galasso. Siamo un'associazione che da 35 anni porta avanti la tradizione del falò epifanico. Quest'anno siamo arrivati alla 33esima edizione perché purtroppo abbiamo avuto lo stop per colpa del Covid di 2 anni. Noi organizziamo la Foghera Taltiment, il classico pignarullo, casera, insomma dipende da come viene conosciuto nelle varie parti della regione. La particolarità della nostra foghera è che è galleggiante in mezzo al fiume, tagliamento ovviamente. La nostra manifestazione si svolge il 5 gennaio a Pertegada di Latisana. L'evento principale si terrà il 5 gennaio, ma già dal 4 inizieremo a far festa. Il primo giorno avremo dei DJ set, il secondo giorno avremo live con i nostri cari amici Absolute 5 e il giorno 6 di gennaio avremo di nuovo DJ set. Una delle novità sarà l'area food truck in piazza, dove troverete vari tipi di pietanze, tutte diverse fra loro, tutte da scoprire. Il 5 gennaio la manifestazione inizia all'incirca alle 18 con l'apertura dei chioschi enogastronomici e dell'area food truck e anche dell'area giovani birfana. A seguire verso le ore 20 circa ci sarà l'inizio della manifestazione vera e propria in Golena con la benedizione dei presenti da parte del parroco. A seguire ci sarà la fiaccolata sul fiume e dopo la fiaccolata sul fiume abbiamo l'accensione della pira galleggiante che dovrebbe essere circa 20 metri quest'anno. E a concludere ci sarà lo spettacolo piromusicale galleggiante sempre sul fiume. Una delle caratteristiche della nostra foghera è che la fiamma, diciamo che dà origine alla fiamma che poi andrà a bruciare la pira, partirà dalla località di Aprilia Marittima, quindi arriverà a Pertegada, si unirà alla fiamma che porteranno le canoe e da lì darà origine poi il nostro, diciamo così, Lucifero con questa fiamma andrà a bruciare la pira e tutte le cose brutte che il 2023 purtroppo ci ha riservato. Ringraziamo comunque tutte le persone che indistintamente ci hanno aiutato, ci sostengono ogni anno, al pubblico fedele che è sempre più numeroso perché ci dà modo di poter proseguire e andare avanti in questa iniziativa che è molto molto impegnativa e ringraziamo tutti quanti. Tra le varie novità che troveremo quest'anno c'è una tensostruttura riscaldata ampliata nella zona giovani, un maxi schermo in piazza per tutti i presenti che purtroppo non riusciranno a raggiungere la Golena e potranno comodamente seguire anche da questa zona riscaldata, magari con un drink o una birretta, la diretta della manifestazione. Inoltre ci sarà anche una nuova zona parcheggi adibita con circa 1000 posti auto. Da Latisana per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news